Inversidia Loche è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Inversidia Loche è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione.
Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini, ben ritrovati. Si gioca questo pomeriggio qui dal Palahockey di Forte dei Marmi la gara numero 8 del campionato nazionale di Serie A2 Girone B, e per l'esattezza si affrontano qua al Palahockey il Centro Posh Firenze Versilia Hockey Forte dei Marmi contro il Farmè Pumas Viareggio. Squadre che insomma è uno dei tanti derby, perché poi alla fine qui siamo quasi sempre al derby. Consideriamo che in questo girone gioca Forte dei Marmi, Centro Giovani, Camaiore e la Pumas, e metterei nel derby anche la vicina Sarzana, insomma è un derby costante. Si affrontano questa sera con situazioni decisamente diverse per quanto riguarda gol e numeri. Infatti la Pumas attualmente occupa la terza posizione con 15 punti in 7 gare. Da specificare il numero delle gare, perché ci sono squadre che addirittura sono a quota 5, qualcuno a quota 8, ad esempio il Camaiore che al momento ha 18 punti, seconda in classifica, viaggia con 8 gare giocate. Il Centro Giovani Calciatori Viareggio con 18 punti in 6 gare, perciò punteggio pieno per la squadra, la storica squadra bianconera viareggina. Cioè, insomma, è sempre bene specificare quelli che sono i numeri. La Pumas con la gara di stasera andrebbe a pari gare per quanto riguarda il Camaiore, perciò con la possibilità di raggiungerlo nella piazza d'onore di questo girone B. Il Forte dei Marmi al momento viaggia in ottava posizione con 4 punti in 6 gare, perciò insomma una posizione sicuramente non felice per la squadra di Roger Molina, ma a discolpa dei ragazzi rossoblu, c'è da dire la giovanissima età, a questa sera ad esclusione, stiamo parlando ovviamente di esterni, ad esclusione del buon Roberto Maggi, capitano della formazione, praticamente abbiamo un under 19 in pista, ma del resto anche la Pumas è fatta di giocatori molto giovani. Il Forte dei Marmi al momento viaggia con 23 gol fatti e 42 subiti, mentre la Pumas viaggia con 29 reti fatti e 19 subiti. Le squadre le vediamo al centropista alla scelta della sfera, vicino all'arbitro di questa gara Giacomo Vischio, e al banco dei cromatisti l'ausiliario è Donato Minonne. Vediamo le formazioni, iniziando come di consueto dalla squadra ospite. Vediamo che la Farmè Pumas Viareggio arriva a Forte dei Marmi a ranghi leggermente ridotti. Il numero 22 è Thomas Mechini, portiere della nazionale, e portiere molto forte per quanto riguarda la difesa dei pali della squadra viareggina. Il suo secondo è Filippo Poletti, poi con il numero 4 Michele Pesavento, con il numero 6 Filippo Cardelli, con il 12 Francesco Poletti, ex rossoblu, con il 74 Giovanni Pesavento, con il 78 Nicola Spezzini, con il 87 Francesco Carrieri, l'allenatore è il signor Mirko Bertolucci. Per quanto riguarda invece la formazione rossoblu, che questa sera è in tenuta completamente nera, vediamo il Centro Posh Firenze Versilia Hockey Forte dei Marmi, che schiera i due portieri che sono con il 44 Raffaello Ciupi e con il 74 Leonardo Bertozzi, e poi con il 7 Diego Chereches, con l'8 Roberto Maggi, con il 15 Brando Del Medico, credo all'esordio nella categoria, con il 17 per Carlo Cacciaguerra, con il 22 Lorenzo Giovannelli, con il 33 Gabriel Ambrosio, con il 78 Tommaso Giovannelli. L'allenatore è il signor Roger Molina. Perciò mancanze importanti anche per quanto riguarda la formazione rossoblu, che deve fare ricorso ai giovanissimi. Al debutto Brando Del Medico, almeno questo vado a naso, ovviamente non ricordo di averlo visto in formazione quest'anno. Manca un peso importante come Balestrero, che ricordo al momento con 6 reti, mi pare 5-6 reti, non mi ricordo con esattezza, vado tutto a naso e a ricordo, è uno dei bomber della formazione rossoblu, ma soprattutto uno di quei giocatori che può metterci fisico e esperienza. Saluto delle due squadre che questa sera ovviamente andranno a dar vita a una gara importante. I precedenti che ci sono stati quest'anno fra queste due formazioni sono tutte e due a favore
della Pumas in Coppa Italia, un 3-1 qua al Parquet di Forte dei Marmi, un 4-0 netto sulla pista Via Regina del Palestrone. E dunque vediamo adesso, attendiamo di vedere quelli che sono i quintetti di partenza, mentre ci sono le ultime raccomandazioni, saluti, riti scaramantici come si fa oramai su tutte le piste d'Italia a qualsiasi categoria. Il numero 22 Thomas Mechini, imprescindibile, il portiere che si sta armando di casco e guantoni per raggiungere la porta. Dall'altra parte invece è Raffaello Ciupi, e qui abbiamo delle certezze per il Forte dei Marmi riguardano anche Capitan Maggi, Giovannelli, Tommaso Giovannelli, Cacciaguerra, Piercarlo Cacciaguerra e Gabriele Ambrosio. Risponde la Pumas con il 78 Pezzini, Pesavento, se non vado errato, esatto, è il numero 4 Michele Pesavento, 6 gol all'attivo in questo campionato. Poi dovremmo avere, se non sbaglio, è Poletti con il numero 12 e con il numero 87 Carrieri. Poletti e Carrieri sono i bomber della formazione con 7 reti a testa. Batte come sempre la squadra ospite, dunque Pumas in tenuta rosso-verde alla battuta, e la maglia nera del Forte dei Marmi deve difendersi. Ci prova subito Pesavento e dopo 5 secondi la martellata da casa sua vale l'1-0 per la Pumas. Lo rivediamo, eccolo qua, praticamente cerchio di centropista, un tiro a schiacciare il ragno. Dopo 0,05 secondi Pesavento indirizza subito la gara 1-0 e torna a manovrare la Pumas, colpita ben più che a freddo, a fermo oserei dire il Forte dei Marmi. Adesso l'87 Carrieri che cerca il varco, trova Pesavento molto lontano, invogliato per il tiro, ma poi l'appoggio è per Poletti. Poletti la gira ancora, la sfera torna all'indietro per Pesavento, l'incursione, poi arriva nel rigore, tenta la conclusione, questa volta Ciupi fa buona guardia, Giovannelli la recupera per il rossoblu che adesso dovranno digerire questo gol ben più che a freddo. La sfera dall'altra parte per Cacciaguerra che la fa correre per Giovannelli, Pesavento su di lui, se ne va Giovannelli, Pesavento lo schiaccia alla sponda e vale il primo fallo di squadra a carico della formazione del Pumas, che ricordo è andato in gol immediatamente al primo tiro in porta dopo 5 secondi dal fischio arbitrale. Adesso è Ambrosio che deve trovare il varco, attaccato, resiste alla carica, cerca di andarsene, il raddoppio su Gabriele Ambrosio, dietro porta l'appoggio è per Maggi che poi non trova il filtrante, dunque Poletti se ne può andare, contrastato da Giovannelli, c'è il fallo di Poletti, la spinta, la punizione in favore del Forte dei Marmi. Forte dei Marmi che cerca di organizzare una linea d'attacco, ma il pressing della squadra di Mirko Bertolucci è asfissiante, lo vediamo anche in questo momento all'altezza della tre quarti. Rosso-blu, c'è subito un giocatore in tenuta rosso-verde, adesso è Cacciaguerra che si libera bene, va alla conclusione, al momento del tiro sporcata, si alza la sfera, l'arbitro dice che non è fallo e dunque ancora il Forte dei Marmi che può manovrare, ma un'ottima incursione di Cacciaguerra fra due avversari. Giovannelli per Ambrosio al centro, prova Cacciaguerra la deviazione, sfera che rimbalza, poi si alza sulla stecca di Gabriele Ambrosio. Il gol di Pesavento dopo 5 secondi costringe i rossoblu a forzare subito e hanno avuto due buone occasioni, ma di fatto il risultato paga ancora. Quel gol dopo una manciata di secondi, sembra di parlare di una partita intera, sono passati 2 minuti, ma di fatto insomma squadre che si stanno affrontando molto bene. Forte dei Marmi che ha risposto, non si è lasciato imbambolare, anzi ha reagito con 2 occasioni, prima Cacciaguerra e poi Ambrosio. Ma è ancora la Pumas che manovra
con Pesavento, la cambia per il numero 87 Carrieri, Pesavento ancora, Carrieri cerca un compagno, lo trova in Poletti, Pezzini adesso attaccato, costretto a fermarsi, la gira dall'altra parte per Pesavento che cerca l'incursione, poi va alla conclusione che passa abbondantemente al lato, la recupera questa volta, il più veloce è Roberto Maggi, poi un rimbalzo maligno, Maggi stesso va nell'angolo a recuperare Sfera e a rimpostarla su Cacciaguerra che la gira a Gabriele Ambrosio, percussione di Ambrosio, l'incrocio con Capitan Maggi, si intromette Giovannelli, 2 alla balaustra, Giovannelli finisce a terra, tocca a Sfera da terra, la punizione in favore della Pumas. Tutto pronto per la battuta, Pesavento l'appoggio per il compagno, Pezzini ancora per Pesavento, per Pezzini ancora, il blocco irregolarissimo di Pesavento vale il secondo fallo a carico della Pumas, secondo fallo che arriva quando sono passati 3 primi e 25, Sfera lunga velocissima per Ambrosio ma intercettato, ancora Ambrosio che ci prova, ha sporcato il tiro, Sfera che si ferma sul retro della porta in maniera molto furba, il portiere Thomas Mechini aveva cercato di scacciarla ma l'arbitro si avvede, ricordo il signor Giacomo Ischio ad arbitrare questa gara. Tutto pronto, battuta, Giovannelli in possesso di Sfera, la cambia per Maggi, Maggi ancora, finta il tiro, non può andare allo scarico per la pressione avversaria, allora è Cacciaguerra, poi c'è un fallo che l'arbitro non ravvisa ai danni di Poletti, ancora Cacciaguerra, poi il filtrante per Giovannelli che però deve vedersela, poi riesce a recuperare Sfera, Cacciaguerra per l'occasionissima di Ambrosio, la buona fermata sul primo palo da parte di Mechini e siamo già dall'altra parte con Pesavento in possesso di Sfera, cerca un compagno, lo trova in Pezzini, dall'altra parte Poletti per Carrieri, Carrieri la cambia con il nulla perché Cacciaguerra buon gioco, recupera Sfera e riposta l'azione d'attacco su Roberto Maggi, Maggi la fa correre su Ambrosio, c'è il fallo del numero 87 Carrieri sullo stesso Ambrosio, la punizione già battuta, Maggi in possesso di pallina, Maggi ancora, la percussione di Maggi fra due avversari, poi cerca di piazzarla, la risposta del portiere è di quelle importanti e la Pumas può ripartire. Poletti la cambia per Pesavento, all'indietro ancora per Pezzini, per Carrieri, ancora il primo fallo a carico del Forte dei Marmi, fischiata a Cacciaguerra, bisogna ripetere la battuta, era stata giocata con la Sfera in movimento, dunque l'arbitro rettifica posizione e fa ripartire la Pumas. Le maglie rosso-verdi della Pumas alla manovra, ancora Pesavento, cerca e trova in orizzontale Pezzini per Carrieri ma c'è l'anticipo di Cacciaguerra che poi supera un altro avversario, Giovannelli per Maggi, Maggi che non può andare allo scarico perciò arriva a fine corsa, la gira all'indietro per Ambrosio, ancora una percussione da Ambrosio e ancora una risposta del portiere, Ambrosio nell'angolo, riesce a uscirne, l'appoggio è per Giovannelli, supera in un primo momento un avversario, poi però rinviene Pesavento su di lui, la fa correre per Cacciaguerra, poi interviene Ambrosio che addomestica Sfera, rimbalzo maligno, Ambrosio ancora e questa volta per un non nulla il Forte dei Marmi non trova il pareggio su una palla vagante per la verità, ma comunque che aveva sorpreso e ci ha messo del suo il buon Thomas Mechini per riuscire a vederla fra una selva di gambe avversarie. Ancora Poletti, l'anticipo di Maggi provvidenziale su Carrieri, poi la Sfera girata dall'altra parte ma Poletti l'anticipo su tutti, se ne va Poletti in area di rigore, al momento del tiro è contrastato da una stecca del Forte dei Marmi, la Sfera alta, la punizione e c'è il time out quando
Il Forte dei Marmi, ricordo, sotto per 1-0 dopo soli 5 secondi. Ha risposto comunque molto bene a questa fase offensiva, è andato più volte vicino alla rete, ma del resto anche la Pumas ha avuto delle buone occasioni. Ma forse in questo frangente più pericoloso è stato il Forte dei Marmi. Questo è un tiro improvviso, praticamente nessuno si aspettava nulla, messa là a schiacciare l'angolo, è praticamente impossibile per il portiere andarla a prendere. Quando i portieri tolgono queste palline si parla di gol fatto, di salvataggi miracolosi, insomma di cose praticamente a conferma che la posizione dove Michele Pesavento ha indirizzato quella sfera era decisamente importante. Suona la sirena, dunque si riprende a giocare, 18:40 alla fine, 1-0, gol di Pesavento che porta avanti la Pumas. Forte dei Marmi che reagisce bene, che al momento non cambia niente, ricorda ancora il gol dal cerchio di centropista. Anche per quanto riguarda la formazione di Mirko Bertolucci non ci sono cambi, le squadre sono ancora in pista con Ciupi fra i pali, Maggi, Cacciaguerra, Ambrosio e Giovannelli. Dall'altra parte abbiamo Pesavento con il numero 78 Pezzini, Carrieri e Poletti, e in porta ovviamente Thomas Mechini, imprescindibile nella formazione di Mirko Bertolucci. La sfera che viene manovrata dalla formazione del Pumas con il numero 87 Carrieri, la gira all'indietro, Pezzini adesso ancora in orizzontale per Pesavento, da questi a Pezzini, e un blocco consente a Pesavento di andare alla conclusione, che però è sporcata, non raggiunge il portiere Ciupi. Ancora qualche secondo per andare alla conclusione per quanto riguarda la formazione del Pumas. Sfera smanacciata adesso da Raffaello Ciupi, dunque recuperati secondi per la formazione viareggina, che può manovrare con il numero 78 Pezzini. Pesavento gioca a 3, triangolo, Carrieri adesso incrocia, sfera all'indietro, ci prova Pesavento alla lunga distanza, la intercetta Giovannelli, ma la sfera rimbalza ancora in una qualche maniera su una stecca rosso-verde. Pesavento ancora, dall'altra parte Pezzini, siamo ai limiti dei secondi, niente da fare, la recupera per il Forte dei Marmi Maggi, la serve a Cacciaguerra che se ne va alla sponda, ancora la palla giocata su Maggi che la fa correre per Giovannelli che cerca di andarsene, ma Pesavento alla meglio alla sponda, il cambio è per Carrieri che prova la conclusione, e questa volta Ciupi ci mette del suo e ferma l'ottima incursione del Pumas. Giovannelli cerca di andarsene in fascia sinistra, ci riesce, arriva fin dietro la porta avversaria, poi si ferma, la serve all'indietro, la palla è per Maggi, per Ambrosio ancora, Cacciaguerra, gran difesa della formazione di Mirko Bertolucci, sfera al centro, adesso con un po' di fisico e di esperienza, ancora Ambrosio per Giovannelli che deve andare a forzare un tiro, siamo oramai ai 2 secondi, poi la sfera rimane lì, l'arbitro dice che si può proseguire. Ancora la pallina per Carrieri, da questi a Pesavento, Poletti, manovra del Viareggio per linee esterne ma decisamente ordinata, aspettano il momento giusto per andare a cercare una conclusione, generalmente arriva intorno al 35esimo secondo, ci prova adesso la lunga distanza, la speranza è quella di prendere una deviazione che però non arriva per l'intervento difensivo di Ambrosio.
Capitan Maggi porta avanti Sfera per i suoi, aspetta il piazzamento, fa partire un tiro per il tentativo di deviazione, ma c'è la buona risposta del portiere. Poi attenzione allo slalom, bellissimo slalom, e la conclusione sul soletto di Carrieri, lo slalom di Pezzini che si libera molto bene, l'appoggia dall'altra parte e Poletti non ha difficoltà. Al 9:32 di trovare il raddoppio, dunque forte sotto per 2-0 quando sono passati 10 minuti del corso del primo tempo, con Pesavento che torna in avanti, azione travolgente di Nicola Spezzini in serpentina, poi l'appoggio per Poletti che si era fatto trovare preparato sull'altro palo e Ciupi poco poteva, anzi nulla, in una situazione del genere. Dunque Pesavento in possesso di Sfera, va alla conclusione, la risposta di Ciupi, la recupera Cacciaguerra. Il 2-0 forse è fin troppo punitivo per le occasioni avute del rosso-blu, ma di fatto sappiamo che l'hockey, lo sport in generale e l'hockey in particolare è questo, e abbiamo avuto prove e controprove. E adesso ci prova Cacciaguerra, ma la Sfera è recuperata subito da Pesavento che la rilancia per Carrieri. Carrieri si ferma, aspetta il piazzamento, l'appoggio è ancora per Poletti dopo il tocco di Pezzini, da questi a Pesavento per Pezzini, per Carrieri, all'indietro ancora Pezzini, aspetta il piazzamento, adesso c'è un blocco che a mio avviso è molto più che irregolare. Sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, prima girandola di cambi dentro il numero 22 Lorenzo Giovannelli e al debutto il 15 Brando Del Medico. Dunque questi primi cambi, mentre dall'altra parte non si muove Panca, ancora i 4 cavalieri della Pumas Viareggio in pista. Ricordo Pumas avanti 2-0, il gol di Pesavento dopo 5 secondi e poi l'ottima rete, realizzazione ma soprattutto costruzione da parte di Nicola Spezzini, la conclusione precisa e non poteva essere altrimenti di Francesco Poletti. 2-0 il Forte delle Marmi adesso effettua i primi cambi, vediamo quello che sarà la strategia adottata da Molina per cercare di accorciare il risultato. Ancora una manciata di secondi. La sfera è per la squadra del Viareggio, all'indietro Pesavento in possesso di sfera, cerca un compagno in orizzontale, lo trova in Pezzini, da questi a Poletti, Poletti per Carrieri, all'indietro ci prova ancora la lunghissima distanza, dritto per dritto gli risponde Ciupi. Del Medico che va a cercare sfera sull'avversario, riesce a riconquistarla per un secondo, lottano i due, poi si intromette anche Pesavento che rilancia l'azione su Poletti. Poletti per la sfera recuperata però dal Forte dei Marmi con Kerekes entrato per questa seconda parte del primo tempo, e c'è il fallo di Kerekes su il numero 87 Carrieri, vale il secondo fallo di squadra. A quota 2 il Forte dei Marmi, a quota 2 la Pumas. C'è la punizione in favore della Pumas che però deve essere ribattuta. Pronti? Battuta in questo momento, Pesavento in possesso di pallina all'orizzontale,
per il numero 78 Pezzini per Pesavento. Ancora la sfera in avanti, Poletti, Carrieri ancora per Poletti, la gira all'indietro per Pezzini che cerca di allargarsi per andare al tiro, attaccato vittoriosamente da Del Medico, molto bene la fase difensiva del giovane Brando. La sfera è per Giovannelli, attaccata ancora, poi non riesce a liberarsi nel tempo utile di 5 secondi della pallina ad uscire dalla zona buia, e dunque Pesavento. Intanto c'è il primo cambio fuori con il numero 78 Pezzini, entra in pista, vediamo adesso appena avremo il ragazzo in favore di camera, la conclusione, la deviazione di Brando che recupera ancora una sfera importante e poi se la deve vedere con Carrieri, la fa correre su Giovannelli che si libera della morsa difensiva, Cacciaguerra ancora per Brando, da questi a Chereches. Intanto è il numero 6 Cardelli che è entrato in pista per Pezzini, sfera al centro per Cacciaguerra che ci prova a punta di stecca ma Cardelli la recupera, la serve a Poletti e rimposta l'azione per la Pumas. Ancora la Pumas in avanti, la sfera è per Cardelli, si ferma, una tentazione di tiro, poi decide di appoggiare per il compagno. Ancora Pesavento, finta al tiro, l'appoggio per Cardelli, per Pesavento ancora, cerca l'accelerazione, non riesce però a entrare in area per la fase difensiva. La sfera recuperata da Giovannelli per Cacciaguerra, per Giovannelli ancora, il tiro e il miracolo questa volta, poi finisce a terra il numero 12 Poletti sul contatto con l'avversario. L'arbitro assegna il fallo di squadra numero 3 a carico del Forte dei Marmi. Intanto turno di riposo anche per Cacciaguerra, torna in pista Roberto Maggi. Pesavento per Poletti, ottima occasione per Giovannelli, ottima risposta del portiere Mechini, sfera all'indietro, Pesavento finta al tiro, ancora per Cardelli, Filippo Cardelli, 2 su di lui per Poletti. Intanto il cambio, fuori Poletti e dentro ancora un tentativo della Pumas fortunoso ma fuori dallo specchio della porta, dicevo fuori Cardelli e dentro, vediamo con il numero 74 l'altro Pesavento, Giovanni Pesavento, così a occhio direi più giovane, stiamo parlando di pochissimi anni, tutti ragazzi giovanissimi. Michele Pesavento, sfera all'indietro per Giovanni, in orizzontale Michele Giovanni, fraseggiano i due, ancora dall'altra parte Cardelli, Giovanni Pesavento, Cardelli ancora, siamo ai limiti dei secondi, il tentativo smorzato, la sfera recuperata da Maggi ma poi interviene Michele Pesavento, ci mette il fisico e recupera una sfera importante per i suoi. Ancora Michele Pesavento che va alla conclusione, Ciupi non se ne fa né in qua né là, ferma la sfera e rilancia l'azione per Maggi che la fa correre veloce su Giovannelli, Giovannelli poi la stecca del portiere è fuori competenza e c'è la punizione in favore del Forte dei Marmi, fuori dall'area di rigore la stecca del portiere Mechini, dice l'arbitro, a mio avviso aveva toccato sfera ancora in area. Giovannelli pressato all'angolo, Lorenzo Giovannelli, credo un under 16-17,
con Brando Del Medico, da questi a Kerekes, la percussione di Kerekes che poi arriva fin dietro porta, in velocità supera l'avversario ma non trova lo scarico, lo fa adesso per Maggi che può provare il tiro dalla lunghissima distanza, col guantone Mecchini lo spara fuori dal rettangolo di gioco e a 8:29 si riprenderà con la punizione in favore del rosso-blu. Tanto è chiesto un time out da parte della Pumas. 8:29 alla fine, 2-0, gol di pesamento dopo 5 secondi, raddoppio di Poletti al 9:32, falli di squadra 3 a carico del rossoblu, a quota 2 il Farmè Pumas Viareggio. Dunque centro Porsche che ha di che recuperare, ha avuto delle ottime occasioni, qualche buona triangolazione, ma vuoi un po' di imprecisione, se vogliamo anche di inesperienza, ma soprattutto un ottimo Mecchini, hanno negato la gioia della rete ai ragazzi di Roger Molina. Suona la sirena, si riprende dunque qua dal Palocchie di Forte dei Marmi, formazione in pista: Ciupi, Maggi, Del Medico, Giovannelli il più giovane dei due e Kerekes, dall'altra parte Pesavento, i due Pesavento, Michele e Giovanni. Poi abbiamo con il 78 tornato in pista Pezzini, con il 6 Cardelli. Forte dei Marmi alla manovra, sfera all'indietro, Maggi che supera di slancio un avversario, poi va alla conclusione, piazzata bene ma fa ancora buona guardia al portiere e ancora su Del Medico. Dunque doppia occasione e doppia risposta di un portiere che non andiamo certo a scoprire questa sera. Sfera all'indietro, Pesavento in possesso di pallina, cerca il compagno, lo trova in Cardelli che ci prova dalla lunga distanza fuori dallo specchio della porta, poi la stecca di Raffaello Ciupi è fuori dall'area di competenza, la punizione in favore della squadra del Pumas che manovra ancora. Intanto la pallina è manovrata dalla formazione di Mirko Bertolucci, che gira sfera all'indietro, Michele Pesavento, autore della prima rete, per Cardelli, per Pezzini che riparte da lontano, cerca un compagno, lo trova in Michele Pesavento che arriva fino a fine corsa. Brando Del Medico cerca di metterci il fisico, poi in una qualche maniera succede un po' di tutto e l'arbitro assegna la punizione in favore della Pumas per il fallo di Del Medico sull'avversario. No, rettificata la situazione, la punizione è data al Forte dei Marmi, fa cenno alla panchina di aver commesso un errore di segnalazione ma di aver capito perfettamente dov'è il fallo. Maggi adesso all'uomo addosso, lottano i due, Sera che schizza lontano, il più veloce di tutti è Giovanni Pesavento che può rimpostare su Michele, ancora lui che ci prova dalla media distanza, è una telefonata per Ciupi che chiude sul primo palo, in questa occasione impeccabile il portiere rossoblu. Adesso Maggi in anticipo, porta via Sera, l'arbitro dice è pulita, dunque Maggi in possesso di pallina per Del Medico, attaccato che finisce a terra, l'arbitro dice che c'è il fallo del rossoblu, assegna due falli di squadra, uno per il fallo e l'altro perché probabilmente non ha concesso sfera. 6:30, ancora la Pumas che manovra con Pezzini, sfera all'indietro, Michele Pesavento, ancora per Pezzini,
Giovanni Pesavento, Pezzini ancora, mancano 6 minuti alla fine. Il numero 78 Pezzini per Cardelli, per Pesavento che la tira dalla media distanza ma è abbondantemente fuori dal specchio della porta e dunque Brandola può rilanciare per Giovannelli, poi arriva Pesavento al contrasto alla meglio e dunque la Pumas può rimpostare l'azione. Buona era stata l'idea. Pesavento per Pezzini, all'indietro Cardelli, cerchio di centropista, Pesavento ancora, 5-16, sfera sbagliata, schizza lontana, la recupera Giovannelli, la rilancia per Cacciaguerra, nel frattempo è entrato al posto Giovannelli, ancora indietro Maggi ha lasciato il posto a Cacciaguerra. Cacciaguerra è praticamente l'uomo d'esperienza della squadra rosso-blu in questo momento, finisce a terra del medico e c'è la punizione del time out, questa volta chiesto da mister Molina, un cavallo fra i due time out che ha visto la Pumas, come giustamente in doppio vantaggio, portare avanti sfera con estrema calma e manovrarla per linee esterne. Il Forte dei Marmi ha provato a forzare qualche conclusione ma senza buona fortuna, un paio di tiri importanti, un paio di risposte di Thomas Mechini altrettanto importanti. Suona la sirena dunque quando mancano 4,50 alla fine sul risultato di 2-0 in favore della Pumas, scusate, con 5 falle a carico del rossoblu del centro Porsche e 3 a carico della Farmè Viareggio. La sfera è per la stecca di Chereches che è in pista con Ambrosio, Tommaso Giovannelli e Cacciaguerra. Dall'altra parte abbiamo Michele Giovanni e c'è ancora un fallo a carico della Pumas per la spintonata alla balaustra, dunque sale a quota 4. Cacciaguerra per Giovannelli che cerca la percussione, la mette al centro per Cacciaguerra, poi Ambrosio ne esce, riesce a recuperare sfera ma manca una manciata di secondi, ancora Ambrosio la tiene là, finiscono i 45 senza trovare il contatto col portiere avversario e dunque la punizione in favore della squadra dell'ospite. Dunque la sfera riconquistata da Giovannelli che la lotta con Pesavento e adesso c'è il fallo di Giovannelli su Cardelli, sottolineato dall'urlo del pubblico viareggino e dunque la punizione vale il sesto fallo di squadra a carico del rossoblu quando mancano 4,12 alla fine, 2-0 il risultato in favore della Pumas. Battuta in questo momento, Cardelli in possesso di sfera, la cambia per Pesavento, all'indietro Pezzini, la percussione di Pezzini, poi tenta il tiro accompagnato abbondantemente fuori dallo specchio, 2 su Ambrosio, c'è il fallo di squadra a carico della Pumas, la punizione battuta, Cacciaguerra in possesso di pallina, cerca e trova Chereches ancora all'indietro per Giovannelli che poi si allarga, cerca l'incrocio, non riesce, Cardelli la porta via, poi ancora Cacciaguerra a rubare la sfera, Cacciaguerra la mette in profondità per Giovannelli, l'arbitro vede il fallo da parte di Pesavento e quando mancano 3,35 alla fine del primo tempo c'è il rigore
per il fallo su Giovannelli. Lo stesso Giovannelli se ne incarica. Dunque Tommaso Giovannelli contro Thomas Mechini, è difficilissimo, è un portiere straordinario Mechini, lo sappiamo. No, tiro diretto, porta sfera, ci prova, infatti Mechini ipnotizza il giocatore rossoblu, lo costringe a cercare la palla a sfera alta, la manona del buon Thomas Mechini neutralizza questa incursione. E adesso sfera persa, attenzione a Pezzini che la mette dall'altra parte, dove però Cardelli è in netto ritardo. Si lotta alla sponda, fallo di squadra a carico del rossoblu che sale a quota 7, a quota 5 il formazione di Bertolucci. Occasionissima per il rossoblu sul tiro diretto, non sfruttata. Ancora Pezzini, la cambia Giovanni Pesavento per Pezzini, ancora per Cardelli, Pezzini all'indietro, Pesavento per Michele Pesavento, la cambia per Giovanni, ancora il tentativo dalla lunga distanza, sulla ribattuta il più veloce è Giovannelli a fermare, a rimpostare l'azione su Kerekes che la deve lottare subito, poi si intromette anche Ambrosio che recupera una sfera importante, gira sfera all'indietro per Giovannelli, Giovannelli che si allarga, va alla conclusione, il gol, la spizzata di Kerekes su tiro dalla distanza di Giovannelli, lo rivediamo, il tiro, Kerekes la tocca quel tanto che basta per dimezzare lo svantaggio. Dunque a 2:23 è Diego Kerekes che dimezza il vantaggio della Pumas. 22:37, 1 minuto e 12 secondi dopo il tiro diretto non sfruttato del rossoblu. Attenzione adesso Pesavento che arriva a tu per tu con Ciupi che chiude bene, si corre immediatamente ai ripari, fuori le seconde linee, dentro, attenzione però che Cacciaguerra fa il diavolo a 4 come si suol dire, e poi la sfera rimane lì, si intromette Giovannelli, recupera pallina, ancora per Ambrosio, ancora Mechini deve metterci del suo. In 1 minuto il Forte dei Marmi, neanche in 30 secondi, ha costruito 2 sfere gol importantissime. Dicevo, dopo aver dimezzato torna in pista con la formazione iniziale, praticamente Poletti, Carrieri, Pesavento e Pezzini. La Pumas, Forte dei Marmi risponde con Giovannelli, Ambrosio, Kerekes e Cacciaguerra. Sfera per Pezzini, Pesavento, 1 minuto e 10 alla fine, 20 secondi alla conclusione dell'azione d'attacco della Pumas. Pesavento all'indietro per Pezzini, per Pesavento ancora, tenta il tiro accompagnato per la spizzata che non riesce, sfera che ritorna in rete, poi torna in area, scusate, poi si scuote la rete ma è sull'esterno. L'arbitro decide per l'ingaggio quando mancano 52 secondi alla fine. Dunque Giovannelli e Pezzini sulla sfera, vertice bassa alla sinistra di Raffaello Ciupi, sfera che schizza lontana, Pesavento va a recuperarla nella propria metà pista. Adesso l'appoggio è per Poletti che esce dalla zona buia, la cambia per Pesavento, l'accelerazione di Pesavento, poi la sfera rimane lì ma la recupera ancora la Pumas, che può andare praticamente, se non alla fine, comunque a pochi secondi. C'è una buona triangolazione da parte di Poletti ma Pezzini non trova l'appuntamento e dunque la sfera è recuperata da Giovannelli per Cacciaguerra, per Kerekes che ci prova ancora, niente da fare,
Ancora una risposta importante del portiere Thomas Mechini, che dicevamo è azzurro e dimostra di esserselo guadagnato sul campo. Finisce qui il primo tempo con un Forte dei Marmi decisamente in crescendo, ma con il risultato che arrida ancora alla squadra ospite. Dunque Farmè Pumas Viareggio 2, gol di Pesavento e di Poletti. Il centro Porsche Hockey Firenze VHF Forte dei Marmi, Versilia Hockey Forte dei Marmi 1, il gol di Kerekes su spizzata. I falli sono pressoché importanti già per il momento. Il mio grazie va all'amico Giuseppe Nardini per le riprese della parte tecnica, al maestro della regia Simone Polacci. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, la linea va alla pubblicità, allo studio, alle immagini della gara. Versilia l'hockey è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione.
Versilia Loche è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Versilia Loche è radicato nel sangue. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto. Lotteremo insieme per una grande stagione. Paloche di Forte dei Marmi, il risultato al momento a Ride, ospite della Pumas Viareggio per 2-1, gol di Pesavento e di Poletti, la risposta di Kerekes sul finale di tempo. Kerekes che è in pista insieme a Ambrosio, Giovannelli e Cacciaguerra, ovviamente Ciupi fra i pali. Dall'altra parte abbiamo Poletti, Carieri, Pesavento e Pezzini. Thomas Mechini che molto bene ha fatto nel primo tempo per la porta, la difesa della gabbia
E adesso c'è un contatto, la sfera che schizza lontana, Pesavento controllato per il tentativo e c'è il fallo e il rigore. Il rigore, cartellino blu per Giovannelli, lo rivediamo, c'è tutto il fallo del mondo, blu a Giovannelli che si accomoda in panca puniti e dopo una manciata di secondi il rigore affidato al tiratore di Potenza, Pesavento. Dunque Pesavento contro Ciupi, è passato praticamente 32 secondi. Tutto pronto per la battuta, è stata asciugata la pista, il signor Giacomo Vischio non ha avuto giustamente dubbi, assegna il rigore. Fischio dell'arbitro, il tiro è implacabile sul tiro da quella distanza, Pesavento riporta +2 la Pumas Viareggio sul rigore assegnato per il fallo di Giovannelli in area e dunque torna a dover manovrare il Forte dei Marmi, mette il quarto uomo in pista che è Roberto Maggi, ci prova adesso Gabriele Ambrosio, la sgroppata in fascia destra, attaccato, resiste la carica, poi si ferma dietro porta, aspetta il piazzamento, Maggi va a cercare di portare via l'uomo per consentire a Ambrosio di girare sfera all'indietro. Kerekes c'ha il varco ma è molto bravo ancora Mecchini, poi si lotta alla sponda, la meglio Poletti, la cambia per Pesavento in fascia sinistra che si ferma, aspetta il piazzamento e torna al giochino a 3 con l'uomo in area, nello specifico in questo caso è Carrieri che adesso esce per recuperare. Poletti all'indietro, Pesavento si allarga, non ha la possibilità del tiro, poi c'è il blocco. L'arbitro dice che si può proseguire, la sfera corre per Cacciaguerra che se deve andare alla balaustra, spintonate, c'è il fallo di squadra a carico della Pumas, il sesto fallo. Cacciaguerra sulla sfera, vicino a lui c'è, vediamo che la pallina potrebbe essere per Kerekes che chiede distanza. Battuta in questo momento, Kerekes in possesso di pallina, pressing altissimo, Kerekes la fa correre per Ambrosio, attaccata alla sponda, si intromette ancora Kerekes, la lotta, la sfera all'indietro, Cacciaguerra cerca di andarsene in velocità, l'appoggio è per Ambrosio, attaccata la balaustra, all'indietro per Maggi che si fa venire l'idea del tiro, lo effettua ma Pesavento la smorza. Ancora Kerekes, il passaggio al centro sporcato, poi ci prova ancora Kerekes da posizione molto defilata a riguadagnare i secondi, non gli riesce, Pesavento lo porta avanti per i suoi. Ancora Michele Pesavento per Pezzini, in profondità per il numero 87 Carrieri per Pezzini dietro la porta di Raffaello Ciupi, sfera all'indietro, Pesavento ancora che ci prova dalla lunga distanza, è fuori dallo specchio della porta abbondantemente, la sfera recuperata dal Forte Marmi che la fa correre in profondità, il rimbalzo è però controllato da Cacciaguerra che la gira nuovamente all'indietro per Kerekes, dall'altra parte per Ambrosio, deve uscire dalla zona buia, lo fa, poi c'è il contatto con il numero 87 Carrieri che finisce a terra, vediamo il replay, contatto che sicuramente insomma non è che sia riuscito a vedere granché, ma sicuramente il contatto c'è stato, ma non mi sembra che siano stati alzati gomiti o
anzi forse è il giocatore della Pumas che cerca di spingere, rimane colpito. Di fatto si ferma il gioco solo per dare la possibilità al giocatore di essere soccorso, perché poi si rialza e rimane tranquillamente lì. La pallina è ancora in possesso del rosso-blu, battuta in questo momento, sfera in profondità, Maggi costretto a girare nuovamente a ritroso, pressing alto della squadra della Pumas che gioca una difesa molto importante. Adesso è ancora il Forte dei Marmi, niente da fare, l'arbitro assegna il 7° fallo di squadra in favore del Forte dei Marmi, a svantaggio, perciò pari per quanto riguarda i falli delle due squadre. Adesso la pallina che vaga nei pressi di Kerekes, che va a recuperarla nell'angolo, Poletti su di lui, Kerekes all'indietro per Maggi che lo gira dall'altra parte per Cacciaguerra si ferma, poi alla balaustra deve lottare con Pezzini, alla meglio, arriva fino a fine corsa, l'appoggio è per Kerekes che non può andare allo scarico, Maggi ancora, supera Pezzini, poi fa partire un tiro che però è intercettato da Poletti, non può arrivare alla conclusione del Forte dei Marmi come sperava Maggi, visto che c'era un Kerekes ben piazzato e dunque la Pumas può tornare in avanti. Poletti in possesso di pallina, dietro porta, si ferma, su di lui si porta a controllare il palo Cacciaguerra, sfera all'indietro, Pezzini, Maggi cerca di impedirgli la conclusione dalla lunghissima, ancora Pesavento, va alla conclusione che passa abbondantemente al lato. L'unico scopo di questi tiri è sperare in una respinta, ma la sfera è per Kerekes, per Cacciaguerra che poi la mette al centro per Maggi che non arriva all'appuntamento per un soffio. Era un'occasionissima, ben costruita l'azione, ma sono mancati 3 centimetri, ma di fatto si ferma il risultato quando siamo arrivati al 20° dalla fine per il 3-1 confermata a favore della Pumas, che va alla conclusione. Maggi porta via sfera a tu per tu con Mechini, ci prova, niente da fare, e Kerekes è ancora il portierissimo. Poi succede un po' di tutto, c'è il fallo a favore del Forte dei Marmi, dice il signor Giacomo Vischio, fa il rumore incredibile del pubblico di Fede Viareggina, fa cenno proprio chiaramente il portiere e il direttore di gara ai giocatori che si lamentavano che è stata colpita la sfera. Insomma, è vero che i giocatori non si possono disintegrare dopo il tocco della sfera, ma è anche vero che insomma l'irruenza c'era stata. Di fatto questa è la decisione dell'arbitro. Adesso è Ambrosio per Kerekes, per Ambrosio ancora, che deve liberarsi della sfera, lo fa effettuando un passaggio all'indietro per Maggi, il tiro di Maggi smorzato, ma Cacciaguerra riesce a recuperare sfera, la cambia dall'altra parte per Kerekes, poi rimbalzo maligno, Poletti se ne va, Poletti ancora, ma si intromette Cacciaguerra, 2 su di lui, Pezzini alla meglio, può tornare la Pumas ad impostare, si difende la formazione rossoblu. Intanto mister Molina fa accendere la luce verde del time out in panca del centro Porsche. Pezzini in possesso di sfera ancora per Carrieri, da questi a Poletti, Francesco Poletti all'indietro, Pesavento finta il tiro, si allarga, poi finisce a terra, ma troppo plateale la caduta, e c'è comunque il miracolo ancora del portiere Mechini. Forse il contatto c'era stato, si è tuffato come un vero cascatore e l'arbitro ha boccato al contrario. Intanto l'arbitro adesso richiama Pesavento e Ambrosio e li caccia in panca puniti tutti e due. Vediamo Ambrosio che esce, vediamo se
Intanto è Mirko Bertolucci che ha da discutere con l'arbitro. Il time out, 3-1 il risultato. Due arbitri che stanno confabulando alla panca. Vediamo un po' quello che è la punizione. Intanto c'è il cartellino blu per il numero 33 Ambrosio e per il numero 78 Pezzini. Scusate, pensavo l'avesse indicato a Pesavento, in realtà era Pezzini che si erano beccati due giocatori. Turno di riposo di 2 minuti ciascuno in panca puniti, e questo calmerà sicuramente gli animi dei due giocatori, se non calma quelli delle squadre ovviamente. Squadre che, ricordo, al momento sono in pista con il risultato di 3-1 a favore della Pumas Viareggio. Nel primo tempo Pesavento e Poletti portano avanti per 2-0, poi un tiro diretto fallito da Giovannelli sul grande intervento del portiere avversario. Kerekes dimezza lo svantaggio, ma in apertura dopo 30 secondi il rigore sacrosanto affidato a Pesavento che fa 3-1 per la Pumas. E si riprende a giocare con il Fortanami in pista con Giovannelli, Maggi, Cacciaguerra e Kerekes. Dall'altra parte Pesavento, Cardelli, se non vado errato, esatto, con il numero 6 Cardelli, Carrieri e con Poletti. Si asciuga la pista, intanto è Capitan Maggi vicino alla panca a prendere gli ultimi accorgimenti per quanto riguarda l'allenatore Roger Molina. Si riprende con l'ingaggio a favore della Pumas. Battuta in questo momento, Pesavento un possesso di sfera per Poletti, 18-12 alla fine, il risultato 3-1 in favore della Pumas Viareggio. La squadra di Bertolucci che manovra per linee esterne, come ormai ci ha abituato in tutta la gara, aspettando poi l'attimo giusto per andare a colpire. Un gioco che al momento è molto fruttuoso. Poletti ci prova da lunga distanza, tentativo di spizzata che non riesce, poi la sfera rimane lì fra due avversari, poi Carrieri se lo allunga troppo e c'è lo scontro fra Maggi e Carrieri. Il blu a Maggi, e vediamo il replay, nel cadere è andato a colpire l'avversario, cartellino blu, e ha rischiato anche qualcosa in più perché insomma il movimento è stato molto, ma se non volontario almeno scomposto. Dunque blu a Maggi e il tiro diretto affidato questa volta al numero 87 Carrieri, il bomber della formazione di Mirko Bertolucci. Settimo minuto, parte Carrieri, cerca di piazzarla, gli dice di no e para molto bene, poi la sfera rimane nel mezzo, la porta avanti Giovannelli per i suoi. 2 minuti di inferiorità, pallina recuperata, c'è Ciubi che chiede di andare a pulire la visiera, l'arbitro allora ferma il gioco e consente al portiere di andare alla panca fra il rumoreggiare dei tifosi viareggini, che a mio avviso avevano anche un po' ragione perché stava giocando, non è che c'era un fallo o una sfera ferma, ma di fatto l'arbitro ha concesso questo.
visto che l'azione era ancora ferma al limite della metà pista del Viareggio, non si era sviluppato niente, secondo lui si poteva fare e l'ha fatto. Superiorità numerica per il Pumas, la sfera però recuperata da Cacciaguerra, che poi se ne deve andare fra 3 giocatori, guadagna una manciata di secondi. Adesso Poletti la recupera per i suoi, Poletti ancora per Pesavento per Poletti, da questi a Cardelli, scusate, che va alla conclusione poi con Pesavento, niente da fare. La sfera ancora per il Forte Marmi che la rilancia lontana, è Giovannelli andare a recuperarla per i suoi, si ferma dietro porta, la gira a ritroso per Cacciaguerra che la fa correre ancora per Giovannelli ancora, manovra, Poletti su di lui, Giovannelli nello stretto fra 2 avversari, ancora la meglio, poi cerca di andarsene, finisce a terra, l'arbitro dice che si può proseguire, Pesavento la porta via, 3 contro 2, Poletti Pesavento, ancora il tentativo, niente da fare, resiste la difesa rossoblu con Cacciaguerra che adesso ha tutta la squadra della Pumas addosso. Giovannelli esce dalla zona buia, poi la fa correre per Kerekes, non si intendono però i due e mancano oramai 10 secondi allo scadere dell'inferiorità. Ancora Cardelli per Poletti per Pesavento ancora, poi il tentativo di incursione per Poletti che però non aggancia e finisce l'inferiorità numerica. Resiste, non solo resiste bene, ma se la gestisce proprio bene il Forte dei Marmi, ma è ancora il tentativo, non è ancora entrato il quarto, forse deve scadere anche la seconda, non so cosa stia succedendo perché deve scadere anche la seconda superiorità, però non vedo più i tempi sul tabellone, perciò dovrebbe esserci ancora una manciata, vediamo. Però il secondo era stato espulso a gioco fermo, perciò non so adesso come. Vediamo i chiarimenti fra arbitro e dirigenza rossoblu, non so sinceramente, mi sono spariti i numeri sul tabellone, perciò non so quello che è, ho visto che la prima inferiorità è sicuramente scaduta, vediamo adesso quello che succede sulla seconda, 2 arbitri che stanno discutendo. In termini di regolamento questa è una delle cose più complicate del mondo, una cosa che è al limite del ridicolo. Vediamo quello che saranno le decisioni. Allora può entrare il quarto uomo di movimento per il rossoblu, eccoci qua, si torna dunque in parità numerica, si scusa con i giocatori rossoblu che comunque hanno giocato qualche secondo in inferiorità e nulla è successo, ma sarebbe stato curioso vedere che sarebbe successo nel caso di un gol subito. Buon per noi che non è successo. Comunque Brando del Medico riprende posizione in pista, la sfera è per Kerekes, attaccata alla sponda, Del Medico la recupera per i suoi, finta il tiro, poi cerca un appoggio che però una sfera che non passa, poi è Giovannelli, alza la stecca per controllare, l'arbitro dice che è troppo alta e c'è la punizione in favore del Viareggio. 3-1 il risultato a favore della Pumas. Pesavento per Poletti per Pesavento, ancora per Poletti, da questi a Pezzini, Cardelli dietro porta, aspetta il piazzamento, la cede all'indietro ma la riconquista Del Medico fra 2 avversari, poi è costretto a fermarsi per l'intervento difensivo, sfera all'indietro per Cacciaguerra che si sgroppa tutta la pista prima di arrivare a tu per tu con il portiere, all'indietro ancora per Giovannelli che deve andare a recuperarla, poi tenta un tiro a lunga distanza che è un servizio per Kerekes, da questi a Cacciaguerra, percussione di Cacciaguerra, il tiro a incrociare, passa al lato ma la sfera ancora del rossoblu con Del Medico in orizzontale per Giovannelli, da questi a Kerekes, il velo, Kerekes supera l'avversario, c'è il blu per Pesavento
era un contatto questa sera, almeno di contatti di questo tipo. Comunque di fatto adesso l'arbitro ha deciso che ha anche i cartellini blu in tasca, blu a pesamento. Vale la punizione di prima quando sono passati 10 minuti e 59. È Cacciaguerra che ci prova. Dunque Cacciaguerra contro Mechini, vediamo se riuscirà Piercarlo a superare l'ottimo portiere del Pumas. Tutto pronto, il fischio, parte Cacciaguerra, si ferma, aspetta, niente da fare, non si siede il portiere e dunque anche questo su 3 tiri diretti, su 4 tiri diretti, una sola trasformazione, quella di pesamento in apertura. Poi 2 le para al Ciupi, 1 la para Mechini e la sfera è per la Pumas che, ricordo, in vantaggio per 3-1, può manovrare con Cardelli, sfera all'indietro per Poletti ancora per Carrieri, però la sfera è intercettata dal rossoblu con Cacciaguerra. Intanto torna in pista Maggi, gli fa spazio del medico che bene si è comportato, la sfera è per Roberto Maggi. Adesso il Fortrani deve sfruttare questa superiorità, anche se sappiamo che è tutt'altro che semplice, perché il portiere della Pumas è portiere molto importante. La serie è per Kerekes, lenta la manovra del rosso-blu al momento, adesso ci prova ancora il Forte dei Marmi, niente da fare, ma la serie schizza lontana, la recupera Cardelli per i suoi, va a guadagnare qualche secondo, finisce a terra, l'arbitro dice che c'è il fallo di squadra numero 9 a carico del rosso-blu e c'è il time out da parte di Roger Molina, quando ha sua squadra ancora 46 secondi di superiorità numerica. Dunque 3-1, Forte dei Marmi in superiorità. Vediamo che anche mister Bertolucci effettua sostituzioni, ha rimesso in pista Pezzini, una delle colonne difensive. Dunque time out e Forte dei Marmi a rischio 10° fallo. Suona la sirena, dunque si riprende a giocare Forte dei Marmi con 46 secondi ancora di superiorità numerica, anche se al momento non è riuscito a sfruttare più di tanto questa situazione. Tutto pronto per la battuta, squadre che tornano in pista. Il time out costringe la formazione rossoblu che aveva commesso fallo a difendersi, dunque c'è da andare a recuperare questa sfera quanto prima e cercare con l'uomo in più di andare a capitalizzare, ma non sarà tutt'altro che facile. È Cacciaguerra che recupera la sfera, la rilancia per Maggi, la percussione di Maggi, poi Maggi l'appoggio per Cacciaguerra, per Maggi ancora, per Cacciaguerra, 30 secondi alla fine, c'è quanto prima da andare a cercare una conclusione. La serie recuperata però da il numero 87 Carrieri, che se la porta avanti non solo ma se ne va in dribbling, serve Poletti, recuperata ancora da Kerekes. Sono oramai pochissimi secondi che separano la formazione di Bertolucci dalla inferiorità numerica. Sfera rilanciata lontana, finisce in questo momento, si torna 4 contro 4. Se poco hanno fruttato i tiri diretti, altrettanto poco hanno fruttato le inferiorità numeriche. C'è adesso l'ingaggio
Ci aveva provato al centro del rigore Giovannelli, non è servito. Ancora Mecchini che tiene a galla la squadra. La squadra della Pumas manovra molto bene, ha degli ottimi elementi e ricordo che ne mancano diversi, ma soprattutto ha un portiere che dà una sicurezza incredibile. Adesso ci prova ancora sul primo palo Giovannelli, ancora Mecchini a dirgli di no. Credo che abbia parato almeno una ventina di occasioni. Per contro Ciupi ha parato tantissimo, ma ha avuto meno occasioni di mettersi in mostra, per fortuna. Ancora Pesavento, autore della prima rete e della terza sul rigore, la prima sul tiro dalla lunghissima distanza. Ancora un tentativo di Pesavento, questa volta intercettato Giovannelli, poi spezzata la trama offensiva, Giovannelli in possesso di sfera per il tentativo di Kerekes. Succede un po' di tutto in area di rigore, l'arbitro dice che si può proseguire e dunque Pezzini la riporta davanti per i suoi. Pesavento per Cardelli, per Pesavento, Pezzini, ancora Pesavento, la sfera è per Giovanni Pesavento, entrato in pista, dà respiro ai compagni. La riconquista però Giovannelli, la serve a Maggi che sgroppa in fascia destra, supera di slancio l'avversario, si ferma, aspetta il piazzamento, serve all'indietro Giovannelli, il tiro di Giovannelli, il tentativo di deviazione che non riesce. Questa volta il portiere non l'ha vista partire, non l'ha vista arrivare, ma era fuori dallo specchio della porta. Ancora un tentativo di passaggio al centro per Kerekes, che però si stampa addosso all'avversario. Maggi ancora, si ferma, aspetta il piazzamento, serve Giovannelli, è un forte De Marmi che ci prova ripetutamente, trova un ottimo portiere sulla propria strada. Adesso c'è il fallo su Giovannelli, l'arbitro dice che si può proseguire, dunque la palla è recuperata comunque ancora da Giovannelli. Bertolucci per la Pumas, dunque sul 3-1 di risultato, 9 falli a carico del rossoblù, a quota 7 la Pumas. C'è il nuovo time out con ancora un cambio, fuori Maggi e dentro Brando Del Medico. Maggi che sappiamo rientra da un infortunio a una coscia, perciò insomma viene centellinato, lo vediamo sofferente in panchina. Arriva il ghiaccio per la zona interessata, dunque una manciata di secondi alla fine del time out e poi si riprendono le ostilità per questi ultimo quarto di gara fra Pumas Viareggio e Centro Porsche Firenze Ok Forte dei Marmi. Suona la sirena, dunque si riprende a giocare fra Pumas e Forte dei Marmi. La squadra viareggina in pista con, vediamo un po' se riesco a identificare tutto, Michele Giovanni Pesavento, Pezzini se non vado errato dovrebbe essere Cardelli. Il Forte dei Marmi risponde con Giovannelli, Dal Medico che si libera molto bene dell'avversario. Giovannelli, Del Medico, Kerekes e Cacciaguerra che tenta la sgroppata da destra, ci mette il fisico Pesavento, sfera che schizza lontana, Giovannelli è in anticipo, poi però lotta con Cardelli, un rimbalzo maligno favorisce Pesavento che gira sfera all'indietro. Pezzini distribuisce per Giovanni Pesavento, il blocco vistosissimo, vale l'ottavo fallo a carico del Pumas Viareggio. Brando Del Medico cerca l'incursione centrale, non gli riesce,
ma la sfera ancora per Kerekes, la va a girare ancora per Brando Del Medico, dunque Del Medico per Giovannelli. Tommaso si libera dell'avversario, arriva in area, poi al momento del tiro viene sporcato, poi la sfera schizza lontana, ancora in una qualche maniera Pesavento riesce a conquistarla per i suoi. Rimbalzo che lo favorisce, dunque Pesavento può girare sfera. Ricordo autore della prima e della terza rete della Pumas, un tiro dalla lunghissima distanza nel mucchio e un rigore in mezzo il gol di Poletti su azione molto bella da parte di Pezzini e la conclusione sul palo lontano di Poletti. Poi in mezzo a tutto ciò il gol di Kerekes su spizzata su sfera dalla lunghissima distanza. Adesso siamo ai limiti dei 45 e la sfera torna in possesso del rosso-blu. Battuta in questo momento, Giovannelli in possesso di pallina, cerca di andarsene, incrocia con il compagno, se ne va, finisce a terra, c'è l'aggancio netto e questo è un cartellino blu da regolamento. Aveva saltato l'uomo ed è il numero 6 Cardelli che si becca il cartellino blu e vediamo se su 1, 2, 3, questo è il quarto cartellino blu, nessuna trasformazione, nessun gol in superiorità numerica. È Giovannelli che prova ad accorciare le distanze, no, è Maggi dunque contro Mechini. Tutto pronto Maggi, poi Mechini gli dice no, Maggi ancora, poi c'è il 10° fallo commesso da Maggi su Pesavento dopo una manciata di secondi. Questi sono i falli che vanno evitati, eravamo in superiorità numerica, il 10° fallo e la punizione di prima è affidata a Pezzini, se non vado errato. Dunque Pezzini contro Ciupi, parte Pezzini, porta sfera e realizza il 4-2, il 4-1 scusate, la quarta rete per la Pumas. Gran movimento di Stecca, nulla ha potuto tanto vediamo che non c'è time out, si sono esauriti, nulla ha potuto il buon Ciupi contro un tiro diretto, questa volta tirato decisamente bene. Dunque Forte dei Marmi che riprende a giocare sotto di 3 reti ma con una superiorità numerica ancora di 1 minuto e 47 secondi, vediamo se riuscirà a sfruttarla. Di fatto in inferiorità numerica, subisce quella quarta rete, tentativo di tiro, la sfera recuperata da Poletti contro Maggi, va alla conclusione, niente da fare, ancora Poletti, Maggi si intromette, porta avanti sfera, ancora Kerekes per Maggi per Cacciaguerra, Giovannelli, Cacciaguerra, Maggi, Cacciaguerra ancora per Maggi che tenta il filtrante, poi c'è un controllo con il collo da parte del giocatore, questo è il rigore, il regolamento parla chiaro,
cioè si può prendere con le gambe, con il piede, con quel che vuoi, ma anche se la sfera è alta non è che la puoi colpire di testa o di petto. Ieri ci è costato una ripartenza fulminea in quel di Follonica, ma erano altri arbitri. Ribattuta in questo momento, sfera all'indietro, Kerekes in possesso di pallina per Maggi ancora, che finta il tiro, cerca il passaggio, Poletti la intercetta e la porta avanti per i suoi a riguadagnare un po' di secondi. Raddoppio, dunque Maggi che recupera la sfera, la rilancia su Cacciaguerra, preso in controtempo, Pezzini la lascia però a Cacciaguerra che l'appoggia per Giovannelli. Giovannelli, ancora Giovannelli, non trova il tempo per la battuta, dunque ancora per Maggi, fuori misura, 28 secondi di superiorità con Giovannelli in possesso di sfera che va alla conclusione, che fa la barba al palo lontano. Maggi, Giovannelli, ancora lui, ancora il portiere che si esalta, poi la sfera dietro porta, ne esce il numero 78 Pezzini, poi la lotta se ne libera costringendo al recupero del forte e a riportare le due squadre in parità numerica, 4-1 a 5 minuti dalla fine. Ancora la sfera per la Pumas che manovra, 10 falli a carico rossoblu a quota 8 la Pumas, non che il tiro diretto visto quest'oggi possa fare la differenza, visto che ne è stato trasformato 1 su 4 se non vado errato. Sfera recuperata dal rossoblu, rilanciata per Kerekes, il tiro di Kerekes a incrociare però fuori dallo specchio. Pallina dietro, Giovannelli, la manovra ancora per Maggi, in profondità per Kerekes. Giovannelli tenta il tiro che però passa abbondantemente al lato, l'arbitro decide che è sfera alta e dunque c'è la punizione in favore della Pumas. Tutto pronto, la battuta, riparte la Pumas con Poletti che poi però sbaglia tutto, Kerekes la rilancia per Maggi che sbaglia tutto a sua volta, dunque Poletti può riportare avanti sfera, Poletti arriva fino a fine corsa prima di appoggiarla all'indietro per Pesavento in maniera molto intelligente, 3 gol di vantaggio, si fa girare la sfera e lasciamo che a correre siano gli altri. Pesavento poi l'appoggio in orizzontale, ancora l'arbitro gli fa cenno che non c'è fallo. Pesavento ancora, la pallina poi recuperata da Maggi per Cacciaguerra per il tentativo di prima attenzione di Giovannelli che però non dà frutto per l'intervento ancora una volta miracoloso del portiere. Maggi in possesso di pallina, ancora la sfera però non si intendono i due compagni rossoblu e si lotta dunque la Valaus. C'è l'11° fallo per il Forte Marmi, Pesavento che poi non si avvede dell'arrivo del compagno Carrieri, da questi a Poletti, ancora Poletti in possesso di sfera, all'indietro, 2:36, la sfera recuperata da Maggi che la mette dall'altra parte per Kerekes che però non ha un controllo felice, nell'angolo alla meglio Pezzini, il rilancio favorisce poi ma in maniera fallosa, dice l'arbitro, Carrieri, e c'è il time out chiesto da Mirko Bertolucci. Dunque una manciata di
secondi di riposo per le due squadre prima di riprendere l'ostilità sul risultato di 4-1 in favore della Pumas Viareggio. Apre le marcature Pesavento dopo 5 secondi dall'inizio della gara, il raddoppio di Poletti al nono, poi un tiro diretto, il primo della serie, parato a Giovannelli dal buon Thomas Mechini. Kerekes fa il 2-1 al 22esimo. Nel secondo tempo blu a Giovannelli, rigore per Pesavento che sigla il 3-1. Poi blu a Maggi, la prima Carrieri parata, blu a Pesavento, Cacciaguerra parato, blu a Cardelli, Maggi parato e poi si arriva al 10° fallo rosso-blu, tiro di prima affidato a Pezzini che trasforma per il 4-1, in cui in questo momento paga per la Pumas, che con questi 3 punti andrebbe ad agguantare al secondo posto, ma con una gara in meno, il Camaiore di Orlandi. Ancora una parata sul tiro a lunghissima distanza e ancora sulla ribattuta è la Pumas che ha la meglio. 2 finale, per come si stanno muovendo direi che insomma il risultato per la Pumas non è in pericolo, anzi. Ancora Pezzini in possesso di sfera, la gira all'indietro, poi la cambia con Pesavento, da questi a Carrieri, Pesavento, sfera all'indietro, Poletti tenta il tiro alla lunga distanza, la deviazione passa abbondantemente al lato, la sfera recuperata dal Forte Marmi con Cacciaguerra che se ne va in fascia destra, supera un avversario, va alla conclusione dritto per dritto, gli risponde il portiere Mechini. Ancora sfera per Maggi, quest'oggi Mechini decisamente insuperabile, poi la pallina è ancora per Maggi che ci prova la lunga distanza nel mucchio e con un gamba un giocatore di Bertolucci impedisce il gol al capitano rossoblu, che ci prova ancora sulla ribattuta. Il più veloce è Kerekes che può rimpostare ancora sullo stesso Maggi, che poi porta via sfera all'avversario, la serve ma Pesavento ha un buon anticipo, è a 35 secondi. Ancora il numero 78, poi è Poletti, a 20 secondi si chiude la gara praticamente. Sul risultato al momento di 4-1 può cambiare il numero, non cambia il risultato. È stata una gara che la Pumas è riuscita a mettere subito sui binari giusti nei primi 10 minuti con la doppietta di Pesavento a freddo, che però non ha segnato più di tanto i ragazzi di Molina, che anzi hanno reagito e hanno avuto delle ottime occasioni. Poi il raddoppio di Poletti su un'azione portata bellissima da parte di Pezzini in fascia destra con l'appoggio sul palo lontano. Accorcia Kerekes su una spizzata sul tiro dalla distanza e finisce qui la gara sul risultato di 4-1. Il secondo tempo, in mezzo c'è un tiro diretto parato a Giovannelli, poi il blu a Giovannelli in apertura di ripresa vale il 3-1, da lì in poi il Forte dei Marmi si ammazza di fatica, ma di fatto il risultato non cambia se non al 17esimo, dove c'è il 10° fallo rosso-blu e la trasformazione da parte di Pezzini. È stata una gara che i ragazzi di Roger Molina hanno interpretato, mi sentirei di dire, con il piglio giusto, ma forse con qualche automatismo di meno. Una cosa sicuramente, se c'è un giocatore che merita il riconoscimento di tutti, è Thomas Mechini, che si conferma ancora portiere di altissimo rango. A questo punto da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, un grazie all'amico Giuseppe Nardini per le riprese della parte tecnica, mentre vediamo i saluti a centropista dei giocatori, un grazie al mio regista preferito, il signore dei bottoni, il re dei bottoni, Simone Polacci. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, noi ci risentiamo alla prossima dal Palahockey di Forte dei Marmi.